Grazie, siamo alla parte finale del nostro convegno e l'ospite più atteso, Presidente. Buongiorno a tutti, grazie. Volevo ricordare, ma prima l'ha detto anche Filippo, questo convegno è trasmesso anche in streaming, quindi ci sono dei colleghi che ci stanno guardando da tutta quanta Italia. Prima guardavo dei commenti, avevano problemi con l'audio, ma lì diciamo quello non dipende da noi, ma dipende o dalla connessione o dalla tecnica. Io prima di fare il mio intervento e portare alcune riflessioni insieme a dei dati più recenti dell'albo, volevo dire due cose. La prima è legata al luogo e la seconda è legata alle persone che hanno organizzato l'evento. Ora, questo luogo io lo trovo di una bellezza straordinaria, di un fascino incredibile. Ringrazio il Presidente Tugnolo che l'ha reso disponibile per questa giornata. E questo qui è un luogo che trasuda lavoro e orgoglio e dimostra cosa ha saputo fare, diciamo, cosa facevamo noi italiani una volta e che adesso purtroppo non facciamo più da tempo. Qui c'erano delle paludi, io vengo dalla parte dell'Emilia, ho lavorato quando ero giovane in regione, ho seguito l'ente di sviluppo del Delta Padano, ho personalmente seguito le vendite di tutti i terreni della parte ferrarese del Delta e li compravano, devo dirlo, degli imprenditori veneti. Venivano a comprare il terreno da noi e facevano delle orticole. Ma al di là di questo, qui c'erano delle paludi, là c'è una targa che forse non si vede fra i cartelli, ma dice che dove c'era malaria, miseria e paludi c'era della terra ubertosa. Ubertosa è un termine un po' desueto, ma insomma ti indica ricchezza, prosperità, eccetera. Quindi è quello che abbiamo fatto. E qui si vede, lo si vede fisicamente, di quando tutti gli italiani erano orgogliosi del lavoro che facevano. Erano orgogliosi tutti, chi pensava a un macchinario, chi lo costruiva, tant'è che tutti mettevano il nome della fabbrica. Qui ci sono le caldee di Franco Tosi, là c'è scritto che le turbine sono di Ercole Marelli. Cioè era di dire, l'orgoglio di dire questo l'ho fatto io. Ed è un orgoglio che purtroppo abbiamo perso. Io lo ritrovo nei settori economici di più in agricoltura. Chi lavora in agricoltura è orgoglioso di quello che lui direttamente produce, perché forse lo vede crescere o vede gli animali che anche loro crescono in azienda. E quindi, come dire, io mi ci ritrovo molto. Anzi, bisognerebbe obbligare dalle elementari tutti i bambini a farsi un giro qui e probabilmente basterebbe una giornata e qualche spiegazione per, come dire, lasciargli un lascito nel tempo migliore. La seconda cosa è legata a chi ha organizzato, i colleghi di Rovigo, questa giornata. Lo dirò dopo in quello che spiego. Noi siamo l'ultimo albo professionale nato in Italia, l'ultimo nel settore agrario, anche uno degli ultimi, siamo diciamo, tra gli albi più giovani, siamo nati nell'86 ma fino al 91 l'albo non ha realmente operato perché la legge era scritta male. Io, diciamo così, ho seguito l'albo fin dagli esordi. Se io pensavo a una categoria futura da costruire, la immaginavo come i colleghi che sono qui a fianco a me. Cioè loro oggi, in quello che hanno detto, in quello che Filippo ha detto nel suo ragionamento, insomma, tutto quello che Ilaria ha detto, che hanno organizzato, come l'hanno organizzato, loro sono involontariamente, perché non ci siamo messi d'accordo prima, voglio dirlo, io sono arrivato qua e li ho visti una volta soltanto in vita mia di persona prima di oggi, quindi. Però loro hanno saputo incarnare i valori che noi abbiamo voluto trasmettere, li ha poi riassunti bene Filippo quando ha detto coesione, diversità e passione nel lavoro che facciamo. Quando noi abbiamo fatto quest'albo in un settore agrario che nell'86-91 era un settore in ritirata, nel senso che l'agricoltura perdeva peso economico, poi in realtà guardare bene no, ma comunque perdeva addetti e peso economico, nel settore c'erano già due importanti albi professionali, colleghi agronomi e periti, quindi era un settore molto coperto da forze tecniche. Peraltro altri soggetti lavoravano e lavorano in agricoltura, i geometri per esempio fanno tantissime attività nel settore agrario, catasto, fasanamento e quant'altro, e perizie. Quindi sembrava impossibile che ci fosse un futuro per un albo aggiuntivo a quelli che c'erano. Noi abbiamo dimostrato che invece era possibile avere un futuro, avere anche adesso dico radioso, ma insomma mi permetto di dirlo, dopo dimostrerò perché mi sono permesso di dirlo, perché abbiamo adottato delle policy completamente differenti da quelli che c'erano, delle policy organizzative e dei valori che sono, noi abbiamo pensato a un albo che fosse realmente a servizio degli iscritti. Oggi i colleghi di Rovigo mi hanno dimostrato che quello che noi volevamo fare, perlomeno qui ci siamo riusciti, li ringrazio. Se può mandare avanti la prima slide che riporti i dati.
Qui ho messo i dati delle categorie tecniche in Italia, gli albi professionali. Sono dati fino al 91, sono pre-Covid, sono fino al 91 perché non si riesce ad avere dati più recenti delle altre categorie. Questi qui sono i candidati agli esami di abilitazione, cioè sono le persone che chiedono di sostenere un esame che è la porta d'ingresso di un albo professionale. Va da sé che non tutti quelli che si abilitano si iscrivono, ma insomma se non ti abiliti non ti iscrivi. Questo qui è la fotografia di quello che è successo nel quinquennio 2015-2019. A parte i periti industriali, ma loro hanno una storia particolare che praticamente tengono il numero, tutte le altre categorie, a parte la nostra che è quella che cresce del 12%, hanno avuto dei crolli importanti, ma per tutti uguali fino ad arrivare a quello più significativo, quello dei geometri che perdono quasi la metà dei loro iscritti, ma pagano pegno anche categorie fortissime come gli ingegneri che perdono il 15% della... Quindi perché ho fatto questa fotografia? Perché ho voluto portare quello che capita nel settore tecnico degli albi professionali. Se possiamo andare avanti. Questo qui è una slide un po' ampia, se si potesse stringere un po', non so se... Ecco, questa qui è... E invece questa si limita al settore agrario con l'aggiunta dell'albo dei tecnologi alimentari. Questi sono i candidati negli ultimi 10 anni, in realtà 11 perché c'è un pezzo anche del 2021, cos'è successo nel settore dell'agrario. Qui abbiamo il nostro albo, quello dei colleghi agronomi, quello dei colleghi periti agrari e tecnologi alimentari. Come vedete la Liga Viola è quella del nostro albo, l'albo degli agrotecnici come candidati agli esami da 10 anni è diventato il primo. Quindi prima io dicevo, sembrava impossibile che in un settore già fortemente presidiato da colleghi validissimi tecnicamente come agronomi e periti, ci fosse spazio per un albo. Noi abbiamo dimostrato che c'è spazio e anche abbondante spazio, tanto da diventare da 10 anni i primi come numero di candidati. Nel 2020 per la prima volta superiamo i 1000 candidati, 1124, e quest'anno col Covid, incredibilmente, vedete, c'è stata un'esplosione di domande, siamo arrivati a superare i 1600 candidati agli esami di abilitazione che si svolgeranno fra poco, anzi in questo fine settimana c'è una sessione di un corso di formazione agli esami che stiamo facendo, quindi tanti colleghi si stanno preparando all'albo. Ora voglio ricordare che il nostro primo esame di abilitazione che si fece, se non ricordo male, nel 94-95, noi avevamo 37 candidati agli esami di abilitazione, 37, oggi ne abbiamo più di 1600, altri albi avevano allora, quando noi avevamo 37 candidati, ne avevano più di 2000 e gli altri, diciamo così, sono scesi parecchio e noi siamo cresciuti per i numeri che dicevo. Se possiamo andare avanti ancora. Qui trovate la slide dei laureati di primo livello triennali. Voi sapete che le lauree sono di primo livello triennali, poi si prosegue per 2 anni, si chiamano magistrali o i vari nomi che le riforme continue di questo Paese hanno portato, ma insomma è sempre quella roba lì. Da noi vengono all'albo, si iscrivono sia diplomati in agrarie, sia laureati in varie classi di laurea, agrarie, scienze naturali, ambientali, biotecnologie e altre ancora, e anche alcune economiche in effetti, e si iscrivono sia laureati triennali che magistrali. Questo qui è le preferenze dei laureati triennali negli albi agrari. Mancano i tecnologi perché loro non iscrivono i triennali, si iscrivono invece dagli agronomi e dai colleghi periti agrari. Ecco, voi vedete che per esempio l'anno scorso, che è un dato abbastanza certo, ogni 10 laureati di primo livello, 8 sceglievano il nostro albo e 2 diciamo gli altri albi del settore. Quest'anno noi non abbiamo i dati altrui, li avremo più avanti, ma noi diciamo sicuramente, data la crescita, questa diciamo è un successo in questo caso che io a volte definisco quasi imbarazzante perché è troppo, però diciamo è così. Ora, perché è così? Lo ha riassunto prima Filippo. La nostra filosofia è quella: coesione, diversità e passione. Passione in quello che facciamo. Noi ci vantiamo di intervenire tutte le volte che ci viene richiesto da un nostro iscritto che ci segnala un problema. Il problema può essere un problema professionale, può essere un problema anche extraprofessionale, ma dove è possibile noi abbiamo costruito le nostre ipotesi sull'architrave che la categoria esiste e se può aiutare un iscritto lo fa e lo deve fare.
Non sempre i nostri interventi sono, diciamo così, effettivamente risolutivi di problematiche. Devo dire parecchie volte sì, ma ovviamente non sempre. La bacchetta magica non l'ha nessuno, però non c'è una persona che si sia rivolta a noi che possa dire non mi hanno ascoltato o non hanno fatto tutto quello che potevano fare per darmi una mano. Questo è quello che viene fuori, anche quando non riusciamo a risolvere il problema, chiaramente. E questo messaggio noi vogliamo che passi e vogliamo che a livello locale i colleghi seguono. Questo qui è un altro dato, lo ricordava prima anche il Presidente Giorgio Piazza, che ringrazio ancora per aver dedicato il suo tempo, una giornata per stare qui con noi. Questa qui è la presenza femminile nel nostro albo. Il settore agrario è un settore, quello dei professionisti, degli impiegati, un po' diverso, ci sono più donne ovviamente, ma nel settore agrario, il settore agrario è un settore tipicamente maschile. E se andiamo a vedere chi fa una scuola agraria sono quasi tutti uomini, poche le donne. In realtà però anche noi la presenza femminile è cresciuta molto, soprattutto con l'ingresso dei laureati e di alcune classi di laurea. Per esempio scienze e produzione animali ci sono molte più donne che uomini e quindi questo ha portato il nostro beneficio. Questo qui è sempre la fotografia 2010-2021, noi quest'anno abbiamo quasi 570 donne che fanno gli esami da noi, prevalentemente sono laureati come vediamo dopo. Comunque la presenza femminile in 10 anni da noi è passata da un 21% a un 35%, quindi è cresciuta del 60% in 10 anni e pensiamo che crescerà ancora e questo è un dato positivo. Noi abbiamo sempre più donne nei nostri collegi, Ilaria è consigliere qui a Rovigo, ma abbiamo presidenti donne, recentemente all'ultima elezione una collega è entrata anche in Consiglio nazionale. Volevo farvi vedere adesso invece la rappresentazione, se può per cortesia andare avanti. Ecco, questo qui è i dati degli ultimi 4 anni, fino al 2020, scuso il 21 che viene dopo, e questo dice quali titoli di studio hanno le persone che fanno domanda per entrare nell'albo. Il 62%, quasi il 63% sono laureati, di cui il 40% triennali, più del 22% sono magistrali, un 22,50 ha un diploma di agrotecnico, adesso non c'è più il diploma, c'è un altro titolo, ma insomma lo chiamo così per comodità, e un altro 15% ha il diploma di perito agrario, neanche quel diploma di più, c'è uno che l'ha preso il suo posto, ma insomma per dar l'idea. Poi se possiamo andare avanti, nel 2021, quest'anno, capita questa cosa qua. Nella parte di sinistra vedete il dato di prima e poi vedete come sono composti i nostri 1650 candidati quest'anno. Le percentuali rimangono grosso modo simili, crescono un po' di più quella dei laureati, ma quella tutti gli anni cresce, noi pensiamo che sia destinata a diventare totalizzante, anche più di adesso. Crescono grosso modo, insomma i numeri sono quelli, ma la diversità è che nei diplomi per la prima volta abbiamo avuto un maggior numero di diplomati perito agrario o ex perito agrario che non di agrotecnico, ma comunque il dato vero è cresce sempre la quota di laureati perché ovviamente oggi con la riforma della scuola tecnica che ha indebolito i contenuti di studio, oggi purtroppo un diplomato molto difficilmente può ambire, anche se da noi un diplomato è soggetto a un tirocinio più lungo di 18 mesi, a un laureato ne bastano 6, però oggi diciamo così la formazione è molto più debole tecnicamente e professionalmente di prima e quindi rende molto difficile poterlo fare. Oggi hai bisogno come minimo di una laurea di primo livello e i dati lo dimostrano. Poi abbiamo fatto un ulteriore esame, se andiamo avanti. Questo qui è la composizione, questo qui è interessante perché fa vedere quest'anno di quanto è, sì grazie mamma, ma la vedo là comunque. Questo fa vedere di quanto è aumentata rispetto all'anno scorso le categorie di studio. Allora, quest'anno nel 2021 i laureati magistrali rispetto a quelli di anno scorso sono cresciuti di oltre, nelle domande degli esami, del 60%, quindi un'enormità. Le lauree triennali sono cresciute molto, del 40%, i diplomati che venivano dal nostro settore di base agrotecnico di un 25%, è una bella crescita, ma ovviamente è largamente inferiore agli altri, e quelli che avevano il diploma di perito agrario del 61%. Se i candidati sono cresciuti del 46% quest'anno sull'anno prima, vedete invece che molto di più sono cresciuti i laureati magistrali e chi veniva da una scuola tecnica agraria. Poi su richiesta del Ministero abbiamo fatto un altro esame che è qua.
abbiamo guardato da quali percorsi di scuola secondaria superiore provenivano i laureati che vengono da noi, che sono, come abbiamo visto, la prevalenza dei nuovi iscritti. Vedete che il primo indirizzo di studio è quello del liceo scientifico. Il 36% dei laureati che vengono da noi hanno una laurea tecnica ma hanno fatto il liceo scientifico, poi un 10% viene dal tecnico agrario e poi via scendendo ragioneria, classico eccetera. Allora, la metà dei nostri laureati vengono da un liceo, un altro 25% viene dalla scuola tecnica. E il fatto che la metà dei nostri laureati venga da una formazione liceale, prevalentemente scientifico, ma anche classico, ma anche altri tipi di licei, linguistico, eccetera, come dire, porta un valore aggiunto alla professione, perché porta una migliore capacità comunicativa, ad esempio. Chi ha fatto un liceo ha una maggiore capacità di esprimersi in italiano. Ora, si può essere un tecnico bravissimo, ma poi se devo fare una perizia, una relazione e la scrivo male, mi sono mangiato una parte del mio valore, quindi diciamo questa per noi è una crescita importante. Se andiamo avanti ancora, perché noi otteniamo questi risultati? Cioè perché otteniamo dei risultati, diciamo così, molto controcorrente rispetto agli altri albi tecnici? Vi ho portato anche i dati degli albi agrari, perché uno potrebbe dire, vabbè, ma l'agricoltura, lo ricordava anche prima il Presidente Giorgio Piastra, l'agricoltura è un settore che è andato molto bene, abbiamo un'eccezione di export incredibile, e siamo andati bene anche durante la pandemia. Uno può dire, voi lavorate lì, il settore va bene, vi porta. Non è solo questo, perché se porta noi dovrebbe portare più o meno nello stesso modo gli altri, ma gli altri non li porta, ma non nello stesso modo. Ecco perché volevo portare quei dati lì. Perché noi otteniamo questo? Perché abbiamo questi due elementi di forza. La prima, noi curiamo molto l'ambito della professione. Quando nascono delle diatribe professionali, quando nascono delle difficoltà interpretative, quando viene messo in discussione il nostro ambito di lavoro, cerchiamo di risolverlo a livello normativo. Per esempio, sono nate delle problematiche, peraltro in parte ancora esistono nel settore forestale con altre categorie. Noi abbiamo chiesto al Parlamento di risolverla e il Parlamento nel 2014 ha fatto una legge interpretativa che chiarisce bene che per esempio gli agrotecnici possono svolgere le attività, trovate qui l'articolo, interpreta correttamente la norma sulla capacità di svolgere opere e piani di miglioramento e trasformazione agraria, fondiaria e forestale. E se andiamo avanti si vedrà l'articolo di legge, credo. No, si vedono delle sentenze che hanno recepito questo qui, cioè si vedono delle sentenze, l'ultima importante è quella della Regione Abruzzo, cioè mano a mano, dopo che nel 2016 è uscita la legge del Parlamento, le regioni hanno mano a mano, come dire, sistemato le loro normative. Qui per esempio nel Veneto non ci sono più problemi, e dove le regioni non hanno sistemato come era l'Abruzzo siamo andati al TAR e il TAR con una sentenza di l'anno scorso ha naturalmente riconosciuto che si applica così. L'altra importante modifica è quella nel settore catastale. Anche qui gli agrotecnici possono o non possono, non era chiaro se potevano fare il catasto, abbiamo chiesto al Parlamento di intervenire e qui di seguito c'è anche la norma di legge, questa è del 2017, quindi non è recentissima ma neanche molto vecchia, ha chiarito che gli agrotecnici hanno piena competenza nel settore catastale, agrario e urbano, quindi i nostri colleghi fanno anche frazionamenti nel settore urbano di edifici in città. Questo è il primo aspetto, per cui la difesa della professione, non vogliamo andare a pestare i piedi a nessuno, però nemmeno desideriamo che ci vengano pestati i piedi a noi, quindi se ci sono dei problemi cerchiamo di chiarirli a livello normativo, chiedendo l'intervento del governo, del legislatore, in modo che non ci siano più discussioni, possibilmente, perché non sempre ce la si fa, possibilmente non ce ne siano più delle in futuro. L'altra parte è organizzare i professionisti per il lavoro, perché la vera sfida di oggi è creare le condizioni per lavorare bene. Una delle condizioni ce la risolvono, Giorgio Piazza e Alessandro Maraschi. Uno dice, io quando lavoro devo avere la garanzia che quando cesserò il mio percorso di vita lavorativa avrò una pensione, cioè un reddito differito che consente di vivere decorosamente, e stamattina ci hanno spiegato tutte le attività che vengono messe in atto
per garantire una pensione dignitosa a chi finirà la vita professionale e possibilmente migliore di altri che non adottano le stesse misure che adottiamo noi, e quindi anche qui cerchiamo di essere d'esempio. Questo è il primo aspetto. L'altro aspetto è, l'ho detto un attimo fa, chiarire il perimetro di cosa posso fare io e non posso fare, perché un professionista non può vivere nell'incertezza. Un professionista deve essere sicuro che può rendere quella prestazione se il cliente gliela chiede, deve essere certo che lo può fare oppure che non lo può fare. Se non lo può fare lo dirotto a un collega di altro albo, se lo può fare la fa lui, ma non può dire ma forse non lo so, ci provo, poi se mi va bene chissà. Non si fa così, anche perché tu hai un cliente che non puoi deludere, eccetera. E quindi noi sul lavoro abbiamo organizzato e spinto i colleghi ad organizzarsi in strutture collettive di professionisti. Il professionista è per sua natura individualista. La logica purtroppo onnipresente ovunque è questa: un professionista già affermato vede un giovane che entra nel mercato come un concorrente da tenere lontano, da emarginare, da ridurre, lo vede come un pericolo. Noi sosteniamo il contrario: lo devi far crescere perché lui non è un concorrente, è un tuo alleato per conquistare spazio. Perché la teoria che un professionista è mio concorrente sarebbe vera se il lavoro fosse una cifra chiusa, cioè se il lavoro se ci fosse un tavolo con 10 pasti, è chiaro che se mi arriva all'11° e l'11° è forse anche una buona forchetta, gli altri mangiano meno, ma non è così. Il lavoro dei professionisti è infinito, lo devi conquistare. E quindi noi abbiamo organizzato i professionisti per scalare la catena del valore e del lavoro. Come lo abbiamo fatto? L'abbiamo fatto dando vita a delle strutture. Alcune, diciamo, rispondono a noi. Se possiamo andare avanti ancora? Ok, e vabbè, questo si può andare oltre. Una struttura è questa, è una fondazione di partecipazione, si chiama Fondagri. L'abbiamo fatta noi, inizialmente insieme agli agronomi che poi sono usciti, e insieme all'ordine dei veterinari. Con questa fondazione noi andiamo a presentare domande e interventi sui PSR, i piani di sviluppo rurale, e consentiamo ai colleghi che hanno esigenze, che vogliono partecipare a queste proposte, di avere del lavoro qualificato. Che vantaggio ha un professionista? Il professionista ha il vantaggio che viene esentato da tutta la parte burocratica. Per esempio, nella consulenza aziendale tutte le regioni hanno previsto che devi crearti un organismo di consulenza, il che vuol dire che devono mettersi insieme, fare un SRL, spendere dei soldi per andare a fare una consulenza che non sanno cosa renderà. La fondazione si accredita, lei fa tutta la parte burocratica, accredita secondo quello che viene richiesto dalle varie regioni, i tecnici in regione, e quindi il tecnico lavora a nome della fondazione. I soldi della consulenza li incassa la fondazione e li rigira al tecnico, che in questo modo viene ristorrato del suo lavoro. Per esempio, noi oggi partecipiamo a molti bandi. Qualche giorno fa siamo stati riconosciuti anche dalla Regione Abruzzo, abbiamo già presentato un bando. Stiamo lavorando con un bando in Toscana dove abbiamo un'offerta di consulenza, è un progetto che riguarda una ventina di tecnici professionisti, riguarda 425 aziende di un progetto collettivo, e ne abbiamo fatti altri in altre regioni, in Emilia Romagna e altrove. Lavoriamo su altre misure del PSR, una si è interrotta per il Covid, che era quella degli scambi internazionali, cioè portavamo imprenditori in altri paesi e viceversa, e l'altra era la misura 16, che è quello del PEI, il Partenariato Europeo per l'Innovazione, quindi erano progetti innovativi che venivano fatti nelle regioni. Lì ne facciamo diversi, ne abbiamo aperti in varie regioni, alcuni li abbiamo anche, uno ce l'ha premiato anche la regione Emilia Romagna, l'abbiamo fatto col CNR di Firenze, e riguarda il biochar, cioè il sequestro del carbonio e l'utilizzo del carbonio sequestrato nella lettiera degli animali e nel terreno come ammendante. La regione Emilia Romagna, senza che noi chiedessimo nulla, ha visto questo progetto interessante, ce l'ha premiato un anno fa, ci ha chiamati a spiegarle e a premiarlo. Quindi, e lì dentro, ovviamente, quando facciamo queste cose, coinvolgiamo i tecnici che quindi possano lavorare e avere, diciamo, utilità e guadagno. Ma non è solo questo, noi abbiamo accordi con tante strutture. Una struttura che abbiamo spinto noi come Collegio Nazionale ad essere create sono delle cooperative di professionisti. Quella principale cooperativa si chiama Agrifuturo, raggruppa ormai centinaia di tecnici e sta facendo i controlli
per conto di Agea e del Ministero dell'Agricoltura su tutti i contributi europei che vengono dati alle aziende agricole. Il famoso, qui insomma c'è il mondo agricolo, il premio unico, no? Quello che viene dato per quello che una volta in base a quello che coltivavi, oggi sono i premi unici oppure a del PSR, i controlli vengono fatti dai nostri tecnici che hanno vinto la gara a livello nazionale. Partecipiamo ad altre gare, ne stiamo facendo una per la regione, in Toscana abbiamo fatto un back office per i castagneti e i vigneti, molti anni fa vincemmo un back office anche per, cioè vincemmo ma insomma hanno vinto perché sono, insomma, però ritengo di appartenere a questa famiglia. Qui in Veneto venne fatto il back office dei vigneti, in Emilia Romagna è stata vinta una gara per fare il controllo dei patogeni da quarantena, cioè qui c'è, credo ho visto prima Alessandro Bianconi che fa questo lavoro come professionista, la regione non ha tecnici sufficienti, ci sono delle squadre, in questo caso di nostri professionisti, che vanno a controllare, a campionare la presenza dei 41 patogeni che sono nell'elenco delle malattie. Quando loro trovano diciamo, un patogeno, fanno un campionamento, lo portano all'osservatorio delle malattie delle piante, se si riscontra il focolaio vengono messe in atto le norme di eradicazione. È tutto lavoro tecnico che facciamo. Tutto questo lavoro contribuisce a organizzare i tecnici e a portarli avanti. Prima ricordava il Presidente Piazza l'importanza del biologico. Noi siamo il primo paese in Europa, poi sul biologico si potrebbero aprire molte finestre. Una è quando vedi che un produttore biologico vende il prodotto in convenzionale, vuol dire che lì c'è qualcosa che non va, lì è inseguito il premio che non piuttosto il bio, perché lui sa che se conferisce all'industria di trasformazione viene fatta l'analisi, lo beccano che c'è di tutto, il bio ti salta, per cui quello si accontenta di avere il contributo sulla conversione sul bio, eccetera. C'è anche questo, ma diciamo il bio è ben altro, quello fatto bene. Noi siamo il primo paese in Europa come numero di ettari di imprenditori. La linea europea è quella di aumentare ancora il biologico, nel Farm to Fork deve essere portato al 25%, nei paesi credo che sarà impossibile perché è troppo, noi siamo al 12%, alcuni paesi europei sono... ma l'Europa non ci arriva, alcuni paesi sono al 2%, quindi per dire, però è chiaro che è un settore che si espanderà. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo spinto alcuni colleghi a dar vita a un organismo di certificazione del biologico. Alcuni nostri colleghi hanno creato un nuovo organismo, è operativo, si chiama Aster, ha una convenzione con noi e quindi abbiamo dato una casa comune a tutti i tecnici che vogliano lavorare nel settore delle certificazioni biologiche. E quindi anche lì è un modo a cosa servono questi? Servono a garantire valori ai professionisti. Allora, oggi purtroppo un professionista è l'ultimo anello di una catena di lavoro. Per esempio, prima che i nostri colleghi si organizzassero e entrassero nel settore dei controlli PAC premio unico, esistevano ed esistono delle grandi società nazionali che vincevano le gare e ovviamente una società cosa fa? Deve guadagnare, ma giustamente perché una SPA ha lo scopo di lucro, non ha di beneficenza, non è una onlus. E quindi loro cercavano dei professionisti che facessero il lavoro almeno al minor costo possibile. Però se io cerco gente al minor costo possibile, siccome nel mondo c'è sempre qualcuno che è in condizione di bisogno e quindi accetta qualunque prezzo perché si trova in una condizione di disagio personale, per quale che ne sia il motivo, i prezzi tendevano sempre a ridursi a scapito della qualità del lavoro e ovviamente a detrimento del mondo professionale. L'essere intervenuti con strutture di professionisti porta a questo vantaggio, il vantaggio di evitare lo scadimento del prezzo, se possibile morigerare il settore pagando €1 in più oppure utilizzando delle policy, per esempio, come posso ti pago subito, anziché tenerti 6 mesi in attesa dei soldi che io li impiego per fare altro. Quindi rendere i pagamenti trasparenti, salvare il valore del lavoro tecnico, pagare prima il tecnico, oppure conquistare nuovi settori. Per esempio, mi auguro che questo nuovo organismo vada bene, a cui facevo sul bio, organismo di certificazione vada bene. Certamente un organismo di tecnici non cercherà di mortificare il tecnico facendolo lavorare a meno, ma sarà, perché sono colleghi dall'altra parte, se è possibile cercherà di farlo lavorare a €1 in più piuttosto che €1 in meno, e quindi questo conserva e organizza, diciamo così, il lavoro. Sono queste policy che a noi, diciamo, hanno reso possibile
questi aspetti. L'ultima notazione è quella, diciamo così, della previdenza. Volevo ricordare perché noi scegliemmo Empaia nel 96, quando ci fu la riforma della previdenza Dini. Andammo in Empaia perché le scelte erano o confluire in un organismo di tutte le categorie insieme indistintamente. In realtà, per esempio, i colleghi agronomi hanno fatto questa scelta all'epoca. Loro hanno scelto di confluire in un ente che si chiama appunto pluricategoriale, l'EPAP, e dentro ci sono agronomi, per esempio attuari, geologi, sono categorie varie. Potevamo finire dentro l'INPS nella gestione separata attuale, oppure potevi confluire in un ente già esistente, diceva la legge, del settore. L'unico ente previdenziale agricolo era Empaia, ma Empaia, lo ricordava prima il Presidente Piazza, non fa primo pilastro, cioè non paga le pensioni, paga una pensione integrativa perché l'impiegato agricolo paga l'INPS. Tra l'altro volevo ricordare, il fatto che il TFR finisca in Empaia per la pensione integrativa, l'Empaia lo fa dagli anni 50. Io ricordo che il Ministro del Lavoro Maroni si inventò di portare il TFR nei fondi bilaterali, ma questo è successo 15 anni fa. Allora, a me piace ricordare come l'agricoltura abbia avuto una capacità intuitiva, originale e predittiva di 40 anni prima della politica, perché quello che è stato presentato da chi governava all'epoca come una novità epocale, prendiamo il TFR, lo diamo a gestire per la seconda pensione, in agricoltura si faceva tranquillamente con ottimi effetti da 40 anni. Quando si pensa all'agricoltura perché fuori dal nostro mondo molta gente, adesso un po' di meno in realtà, come vede l'agricoltura? Come il quadro a olio dell'Ottocento, no? Il bove che tira l'arata e quello che lo spinge, siamo visti così, no? Cioè, non è fica l'agricoltura, non è roba moderna, ecco. Però l'agricoltura ha delle intuizioni come questa qui. Noi andammo in Empaia, il presidente all'epoca era ovviamente molti anni fa un'altra persona, e chiedemmo a Empaia di trasformare in parte la sua natura, cioè da ente che erogava solo secondo pilastro a ente che andava nel primo pilastro, ed Empaia lo fece, capì e ci accolse, e noi ci siamo sempre trovati bene in Empaia e pensiamo che con i nostri numeri, piccoli numeri ma numeri in crescita, anche Empaia sia contenta della presenza dei produttori. Tra l'altro la nostra scelta fu una scelta giusta, perché poco dopo noi anche i colleghi periti agrari hanno fatto quella scelta, anche loro sono in Empaia con i loro numeri e anche loro credo siano contenti di esserci in quella condizione, per cui abbiamo aiutato Empaia a diventare sempre di più la casa dei professionisti agrari. In fondo questo è la sintesi delle tre parole d'ordine che Filippo ha detto all'inizio: coesione, diversità perché siamo soggetti diversi ma coesi, e tutti passione per il nostro lavoro. Grazie.